nostro viaggio in Sardegna, Giuliano, ancora giovani che davvero si impegnano tanto per conservare le nostre tradizioni. L'applauso per il gruppo Minifolk Santa Rughe di Orosei. Ecco qua Orosei, la baronia. Giampaolo Piretta li accompagnerà, lo vedete già posizionato sul lato sinistro del nostro palcoscenico. Orosei è un libro aperto, tante pagine scritte, altre ancora da scrivere. L'applauso per questi giovanissimi che ci fanno compagnia in questo momento e che hanno modo anche di offrire la bellezza dei colori delle stelle tradizionali di Orosei, un centro davvero ricco di storia. Ricco di storia, anche grazie ad Eledda ha documentato quella che è la bellezza e la festa del rimedio nella sua opera Canne al vento 1913, e poi questo spaccato che davvero apre un mondo fatto di culture e di tradizioni che vengono portate avanti. Orosei, centro da visitare, il suo centro storico e suggestivo ed emozionante, soprattutto nel periodo di Pasqua, quando attraverso le voci del Sugun Cordo si riesce davvero ad entrare in quel sentimento che richiama un profano e un sacro che si uniscono per creare emozioni. Il ballo è caratteristico del luogo di provenienza e quindi questo ballo Brincau, Torrau Brincau, e quindi Giampaolo Piretta che li accompagna. Santa Rughe, Orosei.
Bene, un applauso per Orosei, gruppo, per Minifolk, Santa Rughe. Ovviamente Giuliano, anche per loro c'è questa foto che verrà pubblicata poi su Sardegna Live. Ecco, le femminucce avanti sedute. Andiamo bene anche così, Giuseppe. Allora Va possiamo bene fare. così? Perfetto, allora così è una bella foto ricordo di Orosei con l'applauso davvero di tutti, perché mi raccomando voi siete la benzina per l'entusiasmo dei nostri amici che si alterneranno su questo palco. Sorrisi che davvero indossano la tradizione e giovani che si aprono al futuro della storia della nostra isola. L'applauso ancora per Orosei, gruppo Minifolk, Santa Rughe. Prego. Grazie a Giampaolo Piretta ovviamente che li ha accompagnati. Siamo già pronti per la terza proposta che rientra in quella parte diciamo riservata ai giovanissimi. Minifolk